Quasi 1000 persone hanno partecipato a Pellestrina alla fiaccolata organizzata in memoria di Bruno Modenese, il 45enne ricoverato in ospedale e poi morto, ritrovato col viso tumefatto e alcune fratture. Una vera e propria processione aperta dalla croce, simbolo di rinascita, e poi con centinaia tra familiari, amici e cittadini dell'isola. Tra loro a chiedere giustizia anche il fratello e il papà di Bruno. Posso garantire che vogliamo giustizia, non voglio niente, non voglio altro che non voglio che sia una cosa monetaria, però voglio giustizia al massimo che sia fatta, voglio chiarezza. Hanno ucciso un angelo, gli hanno tagliate le ali e purtroppo è caduto di testa, come lo dicono loro, che si è fatto male da solo, zigomi, naso, edema, trauma cranico con quello che è successo, che l'hanno mandato in arresto cardiaco per mezz'ora. In attesa dell'autopsia che sarà eseguita il 5 ottobre sono ancora molte le questioni aperte, le circostanze da chiarire, da stabilire eventuali responsabilità, compito dei magistrati che stanno indagando e che al momento hanno iscritto nel registro degli indagati 2 infermieri, ma potrebbero esserci altre persone. Il Paese si è riunito per dare una prova di solidarietà alla famiglia e per manifestare il disdegno che c'è adesso in questo momento per la verità, che vogliono la verità, e quello che vogliamo è la giustizia, vogliamo che faccia il suo corso e che venga fuori la verità. Chi ha sbagliato deve pagare. La folta partecipazione alla fiaccolata testimonia il sostegno della comunità di Pellestrina, i familiari di Bruno, una vita da pescatore.